Noi doprin la lenghe e doprin la nostra sonorità in tune forme artistiche, dove che non avviò dice che è possibile. Dove che non immagina anche dei scenari che non necessariamente sono legati a una linearità del tempo, non necessariamente sono legati ad una omogeneità del spazio. Noi possiamo immaginare un Friuli dal futuro, possiamo immaginare un Friuli dal presente, una storia concreta ma che è veduta di differenti punti di vista. E possiamo anche dare voce a tutte le realtà che non ha una voce in sé. Possiamo dare voce a pensieri che non si sono mai chiamati a avere un suono di realtà. Le varianti sono importantissime. Se noi non abbiamo le ultime importanti produzioni italiane cinematografiche, pensiamo per esempio a Lazzaro Felice, Dogman, Call Me By Your Name, Il Capitale Umano, dettagli di produzioni cinematografiche importanti, Perfetti Sconosciuti, per esempio. Se altri se lei sapeva di queste opere cinematografiche, si renderei conto che nessun personaggio ha avere realmente partagliano. Ogni personaggio ha la sua lingua, e non sono due personaggi che avere in compagno. Quando noi scriviamo un testo teatrale per Furlan, i vin di evitare che siano personaggi che avevano la stessa funzione e che avevano il stesso ritmo, che avevano la stessa voce, che avevano delle forme che rischiano di confondere. Regalino la matita ai partecipanti al laboratorio in Cistiel. Scrive un testo teatrale come fa una fotografia, come le inquadrature che vedi in questo momento. Se altri la chialais, è un'inquadratura che è costruita per contrasti, per luce. Il fatto che siano in contrasto, che siano oggetti di differenti colori, ci permette di notare che è dentro da inquadrature. Le stesse forme, quando altri scrivesse una scena teatrale, quando scrivesse anche una scena cinematografica, se è presente un contrasto, che è anche di sonorità, che è anche di parole che vengono doprate, che è anche di ritmo, allora la scena funziona.